Cari amici, bentornati a Qui c'è un quiz, sempre in compagnia del nostro campione Salvatore da Venezia. Ciao a tutti, come diciamo noi veneti, ciao Noi veneti diciamo proprio tutti così, vabbè. Sì. Ricordiamo, esperto di lessico veneto, Salvatore, nato, cresciuto e vissuto da un'altra parte, infatti, perché sì. Ma poi sono venuto in Veneto 30 anni fa, ormai praticamente sono un po' in don. L'avrei detto anch'io e tutti i nostri amici da casa. Allora, sente. Salvatore, ti ricordo che cosa c'è da fare nel nostro quiz. Dovrai indovinare il significato di 4 parole venete, darci il significato e fare anche un esempio. Ce la senti? Dai, forza, muovete che so carico. Prima parola. Sì. Peuchi. I peuchi sei praticamente i piumini, quelli dei pioppi. Bravissimo. Sì. Esempio. Gol coera per colpa dei marzi di quei peuchi maledetti. Va bene, adesso non stiamo a canirsi. Vabbè, sempre però non so proprio buon da respirare, soprattutto in primavera, sa. Capisco. Se è una roba grande, sa, mamma mia. Andiamo alla volta pensa che me ne voto, mi ha detto nonno ti mi porti a fare un giro al parco? E che ho risposto, e certo se ti vuoi diventare orfano di nonno. Abbiamo capito, te sei peuchi, so. Seconda parola di questa sera. Sì. Brombioli. Dai, brombioli, come dire. E baette da noi mascetti, no? Baette da noi mascetti, sì. Esempio. Tipo ad esempio ste braghe, me rusti tutti i brombioli. Sì, vabbè, non serve fare gesti, però, no? Sembrava servisse, però. Vabbè. Terza parola di questa sera. Onge. Scusami. Me l'hai già però secondo me se unghie sapevo, ma se facile. Te l'ho un po' imboccata, no? Sapevo. È facile, questo è l'esempio se te tagli due onge o ghetto da girare il seguito di Edward Mani de Forbice. Bella, bravissimo, ottimo esempio. Ultima prova è un modo di dire questo. È un modo di dire veneto. Can del porco. Significa? È difficile, sa? Beh. Cioè no, se è difficile da tradurre non si può. Come no? Non si può tradurre, non so se allora, mi sono un esperto del lessico veneto, questo non si può tradurre. Se è una tipica affermazione di noi veneti per esprimere i nostri sentimenti. Esatto, esempio? Te voglio ben can del porco. Che in italiano significa? Ti amo. Oh, bravissimo. Anche a me muggere. Salvatore si riconferma il nostro campione. Sapevo preparato. Ma d'altronde se era facile queste parole perché le uso spesso ultimamente. Queste parole le usi spesso? Sì. È curioso. Perché mi goccia l'allergia ai peucchi. Sì. Mi si sfogato su tutto il corpo, anche sui brombioni. E da nervoso mi sono mangiato tutte le onge. Can del porco. Ok, bene, grazie. Grazie Salvatore, un saluto a casa alla prossima puntata. Così modereremo i toni magari. Ma sei brombioni da No, ho capito.